quanto riguarda il settore immobiliare a Padova, da quando io seguo FIAIP, quindi sono entrata in consiglio nel 2013, prima come segretaria, poi successivamente come presidente, ho avuto modo anche di seguire proprio da un punto di vista numerico le iscrizioni. Quindi per quanto riguarda questo, devo dire che negli ultimi anni la presenza femminile è decisamente aumentata. Io direi che in questo momento siamo comunque un 65-35, quindi siamo intorno al 60-65% maschile e un 35% femminile. Anche se per quanto riguarda gli ultimi corsi di, per esempio, di accesso per fare sostenere l'esame poi di agente immobiliare, mi si dice che la presenza femminile è maggiore rispetto alla presenza maschile. Quindi c'è sicuramente un aumento della presenza femminile in questo settore che, tra virgolette, insomma, è un settore che è sempre stato considerato abbastanza maschile come settore.